Presidente Vincenzi, i consorzi di bonifica d'Italia sono definiti un po' il braccio operativo di Italia Sicura. Qual è la loro progettualità per contrastare il dissesto idrogeologico? C'è una progettualità importante, una progettualità che presentiamo da diversi anni e che adeguiamo annualmente, una progettualità che va avanti perché vogliamo inserire nella cultura del Paese il concetto della prevenzione piuttosto che il concetto dell'emergenza. Nella prevenzione troviamo sicuramente un valore aggiunto del territorio, un valore aggiunto dell'agroalimentare e un valore aggiunto per le popolazioni che vi abitano. Abbiamo diversi progetti, oltre 3.500 progetti per un valore importante, stiamo cercando di inserirci grazie anche al lavoro che facciamo quotidianamente all'interno delle regioni che sono coloro che devono proprio inserire i progetti all'interno di Italia Sicura perché appunto utilizzino i consorzi di bonifica nel fare queste opere importanti, opere che sicuramente vedono nei consorzi di bonifica la capacità di progettazione, la capacità di fare. Come consorzi di bonifica da anni denunciamo il fatto che non sono il problema solo la mancanza di risorse, ma è come vengono utilizzate queste risorse e in quanto tempo vengono utilizzate queste risorse. Ci vogliamo mettere la faccia, ci vogliamo giocare un ruolo importante per la sicurezza e per il futuro del nostro territorio e lo facciamo con la concretezza del fare come oggi vediamo in questo sito. Qual è la risposta del governo alle richieste dei consorzi? Sicuramente una risposta importante, una risposta che diciamo così, sfocia nella concertazione di alcuni tavoli dove ci mettono in condizioni per poter portare avanti le nostre istanze che vengono dalle necessità che ci arrivano dai territori a livello nazionale. Ricordiamo che le opere di bonifica nascono in un periodo molto lontano, molte volte sì, sono state mantenute il lavoro quotidiano dei consorzi di bonifica, ma che oggi non danno più le risposte di sicurezza che devono dare a causa dei cambiamenti climatici da un lato e dai cambiamenti del territorio dall'altro. Ora questo ci permette di mettere sul tavolo dei progetti per garantire la sicurezza del territorio con una unità di missione che è con la volontà di ascoltare, di metterci in prima fila per attuare questi progetti che vanno anche incontro delle esigenze della comunità europea che prevedono di mettere in sicurezza quei territori che sono ampiamente popolati ma anche quei territori che sono dedicati all'agroalimentare. I consorzi sono molto attivi anche dal punto di vista dell'agricoltura, con dei progetti seri nell'irrigazione. Sì, i consorzi di bonifica sono il tassello principale dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano. I consorzi di bonifica hanno il compito di distribuire la risorsa idrica, che è l'elemento essenziale per poter fare agricoltura nel nostro paese. Ricordo che il nostro paese è un paese del Mediterraneo, un paese che senza acqua non può permettersi di fare l'agricoltura. Negli anni i consorzi di bonifica sicuramente hanno adeguato le opere grazie ai piani irrigui nazionali, siamo in attesa dell'emanazione dei bandi per utilizzare quelle risorse comunitarie che ci mettono a disposizione per ancora di più adeguare quelle opere, per dare delle risposte in quei territori dove ancora oggi l'acqua non arriva, ma che comunque vogliamo e dobbiamo fargliela arrivare. Lo dobbiamo far arrivare non solo per l'agricoltura, ma perché l'agroalimentare italiano, il rigo rappresenta l'86% dell'agroalimentare totale del nostro paese, un'acqua che intanto che produce sì, valore aggiunto all'agricoltura, produce ambiente e produce occupazione, produce dei valori all'interno del territorio che non possiamo in questo momento di difficoltà lasciare perdere, ma anzi dobbiamo portarli avanti come valore aggiunto e come modello di sviluppo per il futuro del nostro paese.